Il percorso di tutti questi elementi che sono la cartapesta, come dicevamo, la pittura e la parte scultorea, in realtà ha richiesto l'organizzazione della realizzazione di tutto questo lavoro fuori la sede dello stesso teatro. Da queste fotografie noi abbiamo ricostruito tutto il lavoro sia di disegni che di sculture che mi compete, che è l'ornato modellato. Io mi occupo solamente dell'ornato modellato, cioè di tutto ciò che è a rilievo di tutta quanta la cavia. Queste superfici sono più grandi, che fa una diffusione anche per le medie frequenze, per esempio 500 Hz e 1000 Hz. Queste piccole strutture servono per le molto alte frequenze, come in questo parapetto in palco reale. In quello spazio sicuramente il teatro italiano setto-ottocentesco, nelle sue forme, è lo spazio che garantisce la migliore acustica. È impensabile inserire in quello spazio un teatro con quella struttura di posti e di spazi per la tecnologia produttiva, eccetera, se non si fa una sala all'italiana, che massimizza la qualità acustica per la forma che questa ha, massimizza qualità di vista e di visione dello spettacolo e di acustica per la forma che il teatro, che qualcuno dice, debba richiami la cassa acustica di uno strumento ad arco. Questi pilastri che fa la divisione verso i palchetti sono molto utili anche per una diffusione del sonoro. Tutto il bordo di queste strutture fa un riflesso. Tutti i palchetti sono diversi in profondità, sono un po' diversi in orientato, le pareti sono sempre girate in modo diverso e questo è sempre utile perché per l'acustica è molto utile da usare diversi volumi, diverse strutture, così sempre lavorare. Io dicono di fare un caos e questo fa un suono perfetto al fine. E ci sembra di poter dire, di opinione diffusa di tutti, che l'acustica della Fenice da questo punto di vista è molto meglio dell'acustica precedente, che già era considerata una gran buona acustica. L'uso dei materiali, l'attenzione ad alcuni particolari ha consentito di dare alla Fenice un'acustica superiore.